Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Palermo non ce l'ha fatta, il ventenne tunisino ricoverato al Policlinico vittima di un'aggressione in via Macheda. Era stata una spedizione punitiva. Il 5 luglio era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso. Un'altra notte di lapilli e fontane di lava sull'Etna, un'attività che cambia di continuo il volto del vulcano, documentato anche grazie ai droni dei ricercatori dell'INGV. Catania continua a fare i conti con l'emergenza cenere, rimosse 600 tonnellate, ne restano più di 3.000. Il sindaco di Acireale chiede a Schifani mezzi speciali per l'aspirazione delle polveri. Operazione antidroga a Messina, 9 arresti per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, basilare il ruolo delle donne per l'organizzazione. La sagoma di Schifani in tour, partita da Agrigento, la campagna itinerante della CGIL per contrastare il grave rischio per la salute dei lavoratori edili esposti al grande caldo. Pubblico delle grandi occasioni ad Acireale nel Catanese per la serata finale della rassegna cinematografica dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Grandi mattatori sul palco, Ficarra e Picone. Calciomercato, a Palermo arriva l'attaccante Henry, il Catania stringe per la mezzala Luperini mentre il Trapani cala un poker di acquisti. Ancora ben trovati, dramma a Palermo, dopo giorni e giorni di agonia è morto il ragazzo tunisino di 20 anni che era stato portato in gravissime condizioni al pronto soccorso, è morto espirato al Policlinico di Palermo, era stato vittima di una brutale aggressione, una spedizione punitiva nei suoi confronti la notte del 4 luglio a Palermo. Sentiamo Manlio Viola. È morto dopo ben 12 giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Policlinico di Palermo il giovane tunisino pestato durante la rissa dello scorso 4 luglio in via Macheda nel capoluogo siciliano. Il ragazzo, inizialmente indicato come probabile 17enne, in realtà aveva 20 anni. Per identificarlo infatti sono stati necessari alcuni giorni, visto che non aveva documenti al momento del soccorso. Diventa così omicidio volontario quella drammatica rissa scoppiata nel pomeriggio nel tratto a monte di via Macheda, ormai ridefinito dai palermitani il Far West Macheda. Il giovane rimase vittima di una vera e propria spedizione punitiva. Tutto era iniziato poco prima a causa di una lite per il posto fra il tunisino e un palermitano venditore ambulante di pannocchia, probabilmente abusivo. Letteralmente cacciato, il palermitano sarebbe andato a chiamare gli amici e sarebbe tornato per pestare il ragazzo. Ne sarebbe seguita una vera e propria rissa fra palermitani non ancora identificati e tunisini. Rissa che adesso è diventata un omicidio. La situazione in quel tratto di strada è estremamente allarmante per i contrasti fra vari gruppi di ambulanti extracomunitari e palermitani, tutti rigorosamente abusivi. Esattamente una settimana dopo, poco distante, un'altra rissa è finita con il ferimento a bottigliate in testa di un palermitano titolare di un bar della zona. Per questo secondo scontro sono stati arrestati 2 tunisini dello stesso gruppo del ragazzo morto oggi, gruppo che staziona nella vicina via Fiume, e denunciati a piede libero 2 giovani del Bangladesh. Ed è stata un'altra notte di lapilli e fontane di lava sull'Etna, un'attività che cambia il volto del vulcano sistematicamente. Il tutto mappato e verificato anche grazie ai droni dei ricercatori dell'INGV. Lorena Dolci. Si passano la palla come una squadra ben affiatata. Ieri è toccato di nuovo alla voragine dare vita a suggestive fontane di lava. Ecco lo spettacolo immortalato da varie angolazioni per la gioia di appassionati e turisti. La colonna di cenere alta 6.000 metri ha annerito questa volta Aci Castello e Via Grande, mentre una colata lavica è tracimata dall'orlo della Bocca Nuova. Nel coro vulcanico tace questa volta il cratere di nord-est, una sinfonia di lapilli e boati che si è conclusa alle 5 del mattino. Un ciclo di attività che cambia il volto dell'Etna, mappato di continuo dal laboratorio di cartografia e droni dell'INGV. I fenomeni del 4 e 7 luglio hanno fatto crescere ancora un po' il vulcano più alto d'Europa. La vetta più alta è la voragine, che appunto ha raggiunto la quota di 3.369 metri all'8 luglio e precedentemente invece era il cratere di sud-est.
Un'evoluzione in continuo aggiornamento. Ricordiamoci che l'Etna nel passato, cioè prima del 1911, aveva un solo cratere centrale, quindi il primato dell'altezza allora era solo del cratere centrale. Poi è nato il cratere di nord-est, poi la Boccanuova, il cratere di sud-est e adesso chiaramente le quote della vetta più alta si alternano a seconda di qual è il cratere più attivo in un determinato momento. Un lavoro, quello dei vulcanologi, reso più agevole dall'utilizzo di droni professionali. Principalmente noi facciamo delle riprese nello spettro del visibile, con questa camera in particolar modo, ad altissima risoluzione. Ma quando invece siamo in presenza di un'alta nuvolosità o i gas stessi nell'aria, con le riprese termiche riusciamo a ottenere anche le morfologie del territorio. Quindi il vostro lavoro è un po' una tela di Penelope, deve essere, diciamo, aggiornato costantemente. Esatto, non finiamo mai. Sì. L'ultima eruzione, l'avete sentito, di base ha risparmiato per quanto riguarda la pioggia di cenere la città di Catania, ma Catania continua a fare i conti con un lento ritorno alla normalità. Rimosse 600 tonnellate di cenere vulcanica, ne restano sulle strade più di 3.000 tonnellate. Tonino De Mana. 600 tonnellate di cenere raccolte nell'Ottocento a fronte di oltre 4.000 tonnellate riversate su Catania nell'eruzione del 4 luglio scorso. Se la matematica non è un'opinione, basta poco per certificare un'emergenza sotto gli occhi di tutti. L'ultimo parossismo ha risparmiato, per fortuna, Catania, che sta facendo i conti con un lento ritorno alla normalità, con una serie interminabile di problematiche che hanno rallentato il servizio di spazzamento. Riunioni su riunioni hanno finalmente portato ad un vero coordinamento sollecitato più volte anche dai nostri servizi che denunciavano un cortocircuito comunicativo tra enti. Ieri avevamo documentato le condizioni di Piazza Iolanda, nera come l'umore della gente. Oggi vi mostriamo l'intervento massiccio effettuato in mattinata dagli operatori della Gema muniti di soffiatore per ripulirla dalla cenere vulcanica. Dalle 4 alle 10 del mattino si lavora incessantemente con le spazzatrici che, pur tra mille difficoltà, cercano di farsi largo tra le auto in sosta. E d'ora in poi entreranno in azione i vigili urbani e il carro attrezzi per consentire ai mezzi di spazzamento un lavoro più agile ed efficace. E la differenza si vede in via Vittorio Emanuele e piazza San Placido, tanto per fare alcuni esempi. Le strade sono state ripulite. Non si può dire certo la stessa cosa in via Umberto, dove saranno necessari altri passaggi ed altre rimozioni di auto. A tal proposito, nelle prossime ore saranno bonificate via Monsignor Ventimiglia, via Antonino di San Giuliano tra le vie 6 Aprile e via Etnea e piazza Manganelli. L'invito ai proprietari delle macchine è quello di rispettare la segnaletica per evitare un verbale ed il grattacapo di doversi presentare nel deposito AMTS per riavere l'auto. La cenere però resta un problema, non solo catanese. Ieri la pioggia, diciamo così, è caduta nella Cese. Oggi abbiamo raccolto anche l'appello del sindaco di Acireale Barbagallo. L'appello è nei confronti del governatore Schifani e della Protezione Civile perché si acquistino dei mezzi speciali per poter aspirare le polveri. Sentiamo. È arrivato il momento di organizzarsi, non possiamo continuare i sindaci a spazzare i nostri territori perché le forze economiche e umane sono quelle che sono e anche in termini, diciamo, di attrezzatura. Ormai non è più un fatto straordinario ma è un fatto ordinario. L'Etna ogni anno coinvolge tantissimi comuni nella provincia di Catania. A questo punto ritengo che il Presidente della Regione, come capo della Protezione Civile, e l'ingegnere Cocina debbano necessariamente programmare l'acquisto di attrezzature, di mezzi speciali per aspirare alla cenere vulcanica, perché a rotazione, a secondo dei venti e a secondo di quando avviene, diciamo, l'eruzione, i nostri comuni vengono riempiti dalla cenere vulcanica che per fortuna oggi non diventa più rifiuto. Grazie alla circolare della Regione Siciliana c'è la possibilità di riutilizzarla in edilizia. Adesso alla cronaca, andiamo a Messina, al quartiere Ritiro, smantellato un gruppo che spacciava droga rifornendosi da Catania e dalla Calabria. 9 gli arresti e in questa operazione emerge molto preponderante il ruolo delle donne. Francesco Triolo.
La droga veniva chiamata col nome in codice di profumo ed erano soprattutto donne a provvedere allo smercio, ma non solo della sostanza. Ma le indagini dei carabinieri della compagnia Messina Centro hanno svelato come invece ci fosse un'associazione ben radicata ed organizzata che riusciva a procurarsi marijuana e cocaina da Catania e dalla Calabria, gestendo un'efficiente rete di distribuzione di consistenti partite di droga. Sono 9 le persone raggiunte questa mattina da un provvedimento di misura cautelare messo dal GIP del Tribunale di Messina, 4 destinatari di custodia in carcere, 5 domiciliari con le accuse di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini sono state svolte nell'arco temporale dal novembre 2020 al settembre 2021 e hanno delineato gli assetti del gruppo criminale, individuandone i promotori ed organizzatori, gli incaricati alla detenzione e alla cessione della sostanza, nonché alla contabilità derivante dal relativo commercio. In particolare è stata localizzata la base operativa del sodalizio, l'appartamento di un indagato agli arresti domiciliari nel quartiere di Ritiro, che sarebbe stato utilizzato anche per la programmazione delle attività e delle strategie, oltre che come punto di stoccaggio ed occultamento delle sostanze stupefacenti. In particolare il ruolo rivestito dalla componente femminile della compagine, a cui erano devoluti gli incarichi delicatissimi di riscossione del denaro provento dalle illecite attività e gestione economica degli affiliati. Nel corso delle indagini i carabinieri avevano già arrestato 6 persone in flagranza e sequestrato complessivamente circa 8 kg di sostanza stupefacente tra cocaina e marijuana. Catania, la polizia ha arrestato un 41enne per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. 2 settimane fa l'uomo si era presentato a casa della donna con una bottiglia piena di benzina per dare fuoco all'appartamento. Sono stati vicini a strappargli l'oggetto dalle mani, costringendolo a fuggire. È stato poi rintracciato a casa della sorella e posto ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nell'estate della crescita degli incidenti gravi sul lavoro scendono in campo i carabinieri del NIL, il nucleo ispettorato del lavoro. Effettuati controlli contro lavoro nero, caporalato, sistemi di protezione e garanzie sanitarie nel lavoro in provincia di Palermo e Trapani. Per 5 aziende è scattata la sospensione dell'attività. Maglio Viola. Lotta al caporalato ed al lavoro nero, ma non soltanto a quello. Nelle campagne siciliane è guerra anche alle condizioni di lavoro insicuro, con particolare attenzione al rispetto di tutte le norme sanitarie. Sono 4 le aziende agricole nel Palermitano, nelle quali i carabinieri hanno trovato 14 lavoratori irregolari o in nero su 16 controllati. Tra questi c'erano anche 4 minori migranti senza il permesso di soggiorno. Le violazioni maggiormente riscontrate sono state la mancata formazione dei lavoratori, l'assenza di sorveglianza sanitaria, così come la mancata nomina del responsabile della sicurezza. Sono state elevate numerose sanzioni amministrative e sono state sospese le attività imprenditoriali, impedendo così alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di illegalità riguardanti le posizioni lavorative dei propri dipendenti. Nell'estate siciliana i controlli aumentano da parte dei carabinieri del NIL, l'ispettorato del lavoro, insieme ai colleghi dei vari comandi provinciali. Ieri era toccato al Trapanese con diverse altre aziende agricole della provincia sotto la lente di ingrandimento. In quel caso sono state ispezionate 6 imprese agricole, di cui 4 sono risultati irregolari. 2 i lavoratori in nero su 24 controllati, di cui 1 minorenne extracomunitario. Per un'azienda è scattato anche lì il provvedimento di sospensione dall'attività imprenditoriale, oltre a una sanzione di 3.700 euro. Sono state elevate altre ammende per oltre 80.000 euro nel complesso e sanzioni amministrative a 7.800 euro. La sagoma di Schifani in tour sotto il sole per la campagna lanciata dalla CGIL per contrastare il grave rischio per la salute dei lavoratori edili esposti al grande caldo. Prima tappa questa mattina ad Agrigento, il tour toccherà Catania giovedì. Davide Sarto. Una sagoma del presidente della regione Renato Schifani all'ingresso del viadotto Morandi, chiuso parzialmente per lavori in corso. È stato scelto il ponte che collega Agrigento con Porto Empedocle per lanciare anche in provincia di Agrigento la giornata della mobilitazione regionale della CGIL Fillea Lavoro Edile, intitolata Segui la sagoma Schifani Tropical Tour, contro l'emergenza legata ai gravi rischi ricorrenti nei cantieri edili quando si lavora oltre 35 gradi di temperatura, a cui finora non è seguito alcun riscontro da parte del governo regionale.
Abbiamo chiesto alla Regione Sicilia di fare un'ordinanza regionale che valga per tutti i comuni, per restringere le attività nelle ore più calde della giornata. Abbiamo ottenuto ordinanze comunali in questi anni in altri territori, ma serve un'ordinanza per dare un segnale netto in tutta la Sicilia. Io sfido la classe dirigente al governo a stare un giorno nei propri uffici senza aria condizionata, in maniera tale da capire cosa significa stare a mezzogiorno nei cantieri edili, così come nelle campagne. Si tratta di una campagna sullo sfondo ironico e sarcastico che intende porre la classe politica preposta al governo con le spalle al muro. Non è tempo di parole e annunci a vuoto, bensì di azioni concrete, prima che, come fino ad oggi accaduto, si piangano i morti sempre dopo gli incidenti. Gli eurodeputati siciliani raccontano al nostro microfono cosa vogliono, cosa intendono chiedere all'Unione per la Sicilia. Il reportage del nostro inviato a Strasburgo proprio nel giorno dell'elezione della Presidenza del Parlamento. Sentiamo Luca Ciliberti. A Strasburgo si apre la nuova legislatura per i 705 deputati dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea per una settimana decisiva, quella che determinerà i vertici delle istituzioni dell'Unione Europea. Stamattina Roberta Metsola è stata confermata alla guida dell'Eurocamera con una maggioranza record in plenaria, 562 voti favorevoli sui 699 presenti. Adesso la partita politica tra gli Eurogruppi si giocherà sulla designazione dei 14 vicepresidenti. Giovedì toccherà alla Presidente della Commissione Europea con l'uscente Ursula von der Leyen che cerca la riconferma. A Strasburgo, soprattutto per i nuovi eurodeputati che si sono presentati con le famiglie e gli affetti più cari per tutti, è un primo giorno di scuola. Oggi noi abbiamo rimarcato uno dei temi più importanti che riguarda la Sicilia, che è l'immigrazione, ma siamo convinti che la legislatura che si apre sarà importante su tanti temi, la modifica del Green Deal, l'andare incontro alle esigenze degli agricoltori, per noi in modo particolare avviare una discussione sui grandi temi come quello della siccità. In Europa arriviamo per cercare di dare anche una mano per una coesione degli Stati all'interno di un'Europa che possa essere più forte, che possa essere più autorevole nei rapporti anche commerciali con gli altri continenti. Ma vorrei dire anche che questa Europa deve guardare alla pace. Onorevole Antoci, prima interrogazione parlamentare della nuova legislatura è la sua. Sì, insomma è su un tema importante, siamo partiti con un tema importantissimo, quello della siccità. A questo seguirà sabato un incontro e un convegno a Sant'Orsteno di Camastra. Un'Europa mai come questa volta che deve essere considerata vicina e di interesse alle esigenze della Sicilia. Adesso ci occupiamo della nostra programmazione. Morti dimenticate, quelle in carcere in Sicilia dall'inizio dell'anno, 7 i decessi, 3 i suicidi. Giusilla Zara ne parlerà nel Focus di oggi con Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, Donatella Corleo di Nessuno Tocchi Caino e Ruben Aparo, volontario dell'associazione Sbarre di Zucchero. Appuntamento con il nostro Sicilia 24 Focus alle 14.30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Per le vostre domande potete inviare un messaggio alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Ci fermiamo adesso, rientreremo parlandovi di un interessante progetto che parte da Ragusa, si chiama Pulmi. A tra poco. Da agosto partirà in via sperimentale il progetto Pulmi a Ragusa, un collegamento tra comuni montani e la città per contrastare l'isolamento geografico e sociale. Veronica Barbarino. Novità in termini di trasporto per contrastare l'isolamento geografico e sociale dei comuni montani. È il progetto sperimentale Pulmi, un servizio di trasporto di comunità promosso da Svimed, l'Argent e Fondazione San Giovanni Battista. 2 pulmini da 9 posti consentiranno un collegamento diretto alla città di Ragusa attraverso una chiamata, adattandosi dunque alle esigenze collettive. Da agosto, per la prima volta in Sicilia, la fase di sperimentazione, per poi partire in maniera strutturata a ottobre. Spostarsi insieme dentro un pulmino, questo significa fare comunità in un momento e un particolare periodo in cui la società soffre di individualismo. Anche il condividere il trasporto diventa una costruzione di una comunità ancora più coesa.
Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo saranno quindi meno isolate. Lavoratori, pendolari, studenti, categorie fragili potranno usufruire di un servizio che conterà 30 fermate prenotate in anticipo tramite app e call center. Queste sono state individuate attraverso focus group locali affinché il servizio possa davvero corrispondere ai bisogni della comunità. Inoltre il nuovo sistema ribalta il modello tradizionale del trasporto pubblico, adattandosi alle richieste degli utenti e viaggiando solo quando c'è richiesta, rendendolo così anche amico dell'ambiente. Nel catanese, ad Acireale, grande successo per la rassegna cinematografica dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Nella serata finale, grandi mattatori sul palco, Ficarra e Picone. Eva Spampinato. Noi abbiamo capito subito che una storia su Giovanni Pirandello avrebbe Luigi Pirandello e anche i suoi familiari, fra cui Giovanni e tanti altri, avrebbe comunque interessato il pubblico, perché è un fatto di cultura e la cultura è importante. La simpatia e l'eterno gioco di equivoci di Ficarra e Picone hanno conquistato il pubblico di Acireale per la prima edizione del Festival Cinematografico Acese, che quest'anno è stato dedicato ai lavori del regista palermitano Roberto Andò, con cui il duo comico ha sancito una proficua collaborazione artistica partita con La stranezza, che mette insieme uno degli aspetti più importanti dell'opera di Pirandello, la mescolanza di comico e tragico, da cui la nascita di questa Cast vincente non si cambia. Roberto Andò rilancia e rimette insieme Tony Servillo con Ficarra e Picone per un nuovo film, L'Abbaglio, ambientato in Sicilia, in uscita a gennaio, che partirà ancora da un fatto storico reale. A me piace partire da un dato storico reale e insinuare un elemento di invenzione, anche nell'Abbaglio è così. È lo sbarco dei garibaldini che vanno a trovare Pirandello. Sì, vanno ad Agrigento proprio per dirgli: oh, mi raccomando, vedi che poi un giorno tu devi scrivere. Pirandello era piccolino, no? Allora era giovane. Il film si chiama L'Abbaglio, ma si poteva chiamare i 1000 personaggi in cerca d'autore. Si era indecisi. La rassegna cinematografica diretta da Mario Patanè ha visto sfilare in 5 giorni ospiti come Isabella Aragonese, David Coco, Donatella Finocchiaro e Valeria Solarino. Tanti colpi sul mercato per le squadre siciliane di calcio, ne parliamo tra poco, dopo una brevissima pausa. Adesso il calcio, sono diversi i colpi sul mercato delle squadre siciliane, ci fa il punto Marco Gullà. Ieri Nicolau, oggi l'attaccante Thomas Henry, il nuovo Palermo prende forma, arrivano le ufficialità e il tecnico Dionisi lavora per fare il primo tagliando alla sua squadra. Henry ha giocato in Serie A con la maglia del Verona, attaccante centrale, bravo anche a fare parto da solo e a far salire la squadra. Insomma, un jolly per il tecnico Dionisi. Intanto i rosanero continuano a lavorare in quel di Livigno. Giorno 20 amichevole contro il Monza, giorno 26 invece test contro gli inglesi del Leicester. Catania, sul mercato occhi puntati sul centrocampista della Ternana Gregorio Luperini. La mezzala classe 94 piace tanto al direttore sportivo Daniele Faggiano. Al momento il Catania ha formulato l'offerta dai contenuti più interessanti sia per il calciatore che per le casse della Ternana, proprietaria del cartellino, ma la società rossoverde non la ritiene soddisfacente e chiede un esborso economico ancora più importante. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Nel frattempo rossazzurri che proseguono il lavoro ad Assisi. Messina ancora attesa per la possibile cessione del club, tutto è stand-by. Per il ritiro si valuta anche la località Santa Domenica di Vittoria. Trapani, dal Bari arriva il difensore Daniele Celiento. Non solo lui, il club granata ha chiuso anche per il portiere Alessio Pozzi e gli attaccanti Muscas e Marsicò. Si tratta di 3 giovani di prospettiva che vanno ad arricchire la rosa a disposizione del tecnico Torrisi. Il telegiornale è finito, grazie a tutti per l'attenzione, vi lascio con Giusy Lazzara e il nostro Sicilia 24 Focus, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19.